Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del comandante veneziano, siamo tornati su Euro Truck Simulator ragazzi. Oggi dobbiamo portare i piselli in Grecia, nell'isoletta della Grecia, ragazzi, quindi veramente un viaggetto abbastanza lungo, 1580 km. Ok. Vai raga, ecco, già sbaglio strada, molto bene. Mi sembra che stiamo cominciando alla grande il viaggio. Pioggia qua a Verona, quindi da Verona a Ciania, Italia, Greece. Dobbiamo girare e riprendere la strada, ok. Con il nostro camioncino. Pioggia veronese. Dobbiamo arrivare entro mercoledì, no, ormai vabbè. Vabbè ragazzi, ormai ero andato. Chi se ne fotte. Con il nostro Scania targato Tori. E si gode, la la. E si gode la la. E si gode di più, sempre di più. Ok, dobbiamo girare di qua, sempre la solita. Questa pioggerellina comendiana. Ok. Piove, piove. Occhio, frena, frena, frena. Ok, vai. Molto bene. Pioggia abbastanza fastidiosa. Ho beccato parecchie volte la pioggia in questi ultimi viaggi comunque. Questi ultimi viaggi ho beccato parecchie volte la pioggia. Adesso si va dritti in direzione Milan. Sarà un viaggio bello bello lungo ragazzi. Ok, come bravissimo. Che ogni tanto riusciamo a guidare abbastanza bene, anche se da un po' che non gioco, però con il volante te la godi alla grande. Infatti io consiglio sempre, se dovete prendere Euro Truck dovete comprare un volante, se no non ha senso giocare, a mio parere, a mio modestissimo parere. E ok, siamo. Non piove più? No, piove ancora. Piove ancora purtroppo. Adesso mettiamo anche il Tom Cruise Control e andiamo. Ragazzi, mi sono riposato perché ero veramente stanco. Adesso quindi sono le 9 di mattina. Adesso dobbiamo girare verso Bologna. Ok, verso Bologna, il limite è 40, chi se ne frega. 8000 km raggiunto comunque il nostro camioncino Tori. E il camioncino Tori è arrivato a 8000 km, molto bene. E noi siamo qua a lavorare. Occhio, oh madonna. Stiamo attenti, ok. Possiamo anche chiudere qua i fanali. Occhio. Vortex Logistic. Ok, siamo al casello. Buono, molto bene. Mancano solo 1400 km, quindi. Però c'è tanto traghetto. Anche no, frena, porco, frena! Mamma mia, cosa ho rischiato, fioi. Ok, non si è rotto niente, per un pelo, mamma mia cosa ho rischiato qua ragazzi. Il beffone obeso. Stiamo andando verso giù, ecco, siamo proprio a Bologna, siamo proprio vicinissimi a Bologna. Siamo a Ferrara adesso magari. Siamo a Ferrara Center. Siamo a Ferrara. Scusate ragazzi, un momento di panico comendiano.
Lusitania. Ok, vabbè. Quindi adesso devo andare praticamente verso Ancona, perché è là probabilmente che prendo il traghetto. Ecco, Bologna. Adesso chiaramente ci sarà l'uscita per Bologna, eccola qua. Però invece andiamo dritti. Ciao ciao. Stiamo attenti perché qua ci sono dei limiti, secondo me 80. Ecco, vai Tom Cruise Control e si gode. Vai di Tom Cruise Control. E così, insomma, ancora un po' nella mente i vaneggi di MotoGP, io non lo so, veramente, ragazzi, non so cosa dire, cioè purtroppo ogni tanto capitano le sfighe, attaccano le sfighe comendiane, e così. Ragazzi, siamo proprio in centro Italia, siamo proprio, penso, vicino a Firenze, vediamo, vediamo un attimo. Eh sì, no, abbiamo superato anche Firenze, siamo proprio ad Ancona, direzione Ancona Center. Molto bene, molto bene. Mancano 1303 km. Quindi manca ancora tantino, però adesso chiaramente anche con i traghetti, devo prendere due traghetti, uno dall'Italia alla Grecia e uno dalla Grecia all'isoletta della Grecia, quindi un casinus, ragazzi, veramente un viaggio interminable, un viaggio interminable. Comunque devo dire, ecco ragazzi, con il nuovo PC Euro Truck Simulator, ragazzi, veramente, oddio, qua ho fatto l'errore io, errore mio. Non guardate queste robe, non limitatelo a casa, ragazzi, non limitate a casa queste cose. Eccoci qua. Allora non potevo più andare a sinistra, quindi ho optato per fare un sorpasso due sorpassi a destra di una pericolosità immensa. Però vedete che con il nuovo computer, ragazzi, anche Eurotrack, mamma mia, cioè è impallato, non scatta neanche di una virgola, molto. Dopo non so chiaramente su YouTube, però mamma mia come la sto godendo, ragazzi. L'unico gioco che doveva rompere i maroni è MotoGP, porca trota. Siamo a 112 all'ora, ragazzi, siamo veramente, la stiamo tirando un pochino, sinceramente. L'autista, ok, quanto ha preso? Non è riuscito, ma dai, ma sei una pipa. Ma come si fa? Ma come si fa? Freniamo un attimo, frena. Duration ancora. Ancora, perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te, che vaneggi comendiani senza te. Ok, andiamo a prendere il traghetto. Siamo ad Ancona. Next stop Ancona. Eccolo là, forse vediamo, intanto qua cerchiamo di stare attenti a non rischiare. Ok. €27 di peda, ragazzi, 27 euro di pedaggio. Bella giornata. Mi ricordo la stagione 2003-2004 con l'Ancona che ha fatto sì e no 10 punti, mamma mia, che stagione di merda dell'Ancona. Iper, la grandezza sei tu. Iper. E siamo ad Ancona, ragazzi, siamo ad Ancona. Una città che abbiamo visto parecchie volte perché chiaramente se devo andare in traghetto, Ancona. Dai, ti prego, non diventare rosso, grazie, manco male. Neanche tu. Beh, devo passare, ragazzi, perché devo passare. Se io voglio passare, punto e basta. Nessuno mi può fermare. No, che non voglio fare tardi, ragazzi, voglio fare la consegna velocemente. Io sono un gondolare, quindi i gondolari non rispettano il semaforo, punto e basta. Guarda che belle queste casette, che belle. Ok, superiamolo. Tanto non c'è nessuno, eccola qua la nave che ci porta
in Greece. Dai che andiamo in Grecia. Andiamo in Grecia, andiamo in Grecia, andiamo in Grecia. Stasera mi butto con te. Eccoci qua. Speriamo sia giusto di qua. Eccoci qua. Eccoci qua in Grecia. Cioè in Grecia, sulla costa crociera qua che devo andare. Vai, invio. Qua o qua? Andiamo di qua a questo punto. Ragazzi, perfetto. Che diluvio in Grecia! Che diluvio! Mamma mia! Abbiamo beccato un tempo disastroso. Una cosa spaventosa in Greece. Ragazzi, sta piovendo veramente in maniera beffarda, eh? Mamma mia, guarda che roba! Pioggia scandalosa. Un diluvio fondamentale, ragazzi. Un diluvio fondamentale. Puro e classico diluvio cumendiano. Va bene, su qua stradine della Grecia prepareremo. Sono 940 km, mancano, ma devo prendere anche un altro traghetto, quindi vediamo se già lo vedo. Non penso. Ok, va bene. Qua si vede che siamo in Grecia, vediamo qua è cambiato moltissimo il paesaggio. Ok, sono le 8:17 sono. Arrivo mercoledì all'una, fiori, qua devo far presto perché la consegna ce l'ho entro mercoledì alle 20:39. Sì, ce la faccio, però veramente sono al limite, eh? No, in realtà no, no, ho un bel vantaggio, in realtà non è quello il problema, però guarda che lento qua in salita, mamma mia, fiori. Oh ragazzi, allora ormai ci siamo, mancano 500 km e devo fare l'ultima parte e poi prendere il traghettus. Qua proprio la pioggia, cioè, è incredibile, cioè piove da quando siamo arrivati, veramente impressionante. Impressionante, adesso c'è una bella stradina anche, che bello. Vediamo un attimo, solo fare questa e poi andiamo a prendere il battellone. Madonna, guarda che roba, tornantoni greci, Occhio come va, sta attento, eccolo là l'orto con l'altro veicolo che vuole fare tutto ricorso al cume pazzo, fiori, the crazy cume. Solo io posso prendere i tornanti a 90 all'ora, solo il cume. Diciamo che non arrivino macchine. Eccola là, appunto. Eccola, Dio Cristo, ma perché? Era 1-1. Io ho le mie frette di merda. Comendo. Dai che ormai siamo arrivati comunque, questo sì. Ormai siamo arrivati, dopo veramente la strada è pochissima quando arrivo nell'isoletta. È un viaggio veramente lungo, questo, veramente massacrante. Ok. Guarda come parli i tornati. Va il cume, va il pazzo. The crazy for cume. Poi in un inglese sempre più paradossale. Siamo a Salonicco. Dai che devo andare, non rompete i coglioni. Che non voglio arrivare in ritardo, cazzo.
Veramente un come pazzoide che va anche per i marciapiedi, ragazzi. GTA Simulator, GTA Simulator. Ma non posso permettermi di arrivare in ritardo. Voglio i soldoni, voglio. Andiamo a prendere il battel. Ok, qua a sinistra adesso. Dai, Pippa, dai, madonna, dai. Lascialo perdere 2 ore qua adesso. Muoversi. Ok, meno male. Perfetto. E vai qua a destra. Ta-ta. Ok. Imbarcus. Imbarco. Ragazzi, siamo arrivati 10 km in questa isoletta della Greece. E siamo arrivati, mamma mia, che viaggio, veramente faticoso. Ci siamo. Eccoci qua. Mamma mia che stretto qua. Mamma mia che stretto, ragazzi. Arrivati siamo. Merda, merda, merda. Ok. Mamma mia, una faticata, ragazzi. Veramente un viaggio lunghissimo. Ma ce l'abbiamo fatta. 2 traghetti, tanto temporale. Piove ancora, non c'è niente da fare. Poco, ma piove. L'è impressionante, l'è. Ok. Arrivati. No, non vuole fare la manovra qua, non esiste. Ciao. Ottimo lavoro. Dai che erano soldini. Ok, livello 26. Guida economica. Applica. Ok ragazzi, viaggio finitus. Un saluto dal Commendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.